il simbolo è il bambù, che è il simbolo di rinascita e che serve appunto a focalizzare l'attenzione su qualcosa che non funziona. Sono apparse sulle vetrine ieri mattina tante canne di bambù verdi con una numerazione che mappa i negozi sfitti del centro città. È la singolare performance dell'artista Freak of Nature, tradotto letteralmente scherzo della natura. Identità celata ma non troppo. Di Banksy ce n'è uno solo, scherza, per un artista che ha deciso di sottolineare con le sue installazioni un problema che accomuna tanti centri storici. E così, dopo le principali città del Veneto, da Vicenza a Venezia, Freak of Nature è arrivata a Treviso. Tutt'altro che, come dire, no, lo scopo di creare danno, anzi, vorrebbe essere un'occasione per tutte le parti interessate, proprio tutte, di mettersi a discutere di un problema che è sempre più grande, dopodiché questo è chiaramente lo specchio della crisi economica che ci sta travolgendo. Ed in effetti colpisce il considerevole numero di vetrine spente, non nella periferia ma nel cuore della città come il Calmaggiore, anche se, nota l'artista, a Treviso meno che in altri capoluoghi veneti. Treviso è la migliore città che io abbia incontrato in questi 6 mesi di attività rispetto a questa cosa delle vetrine. È la città più tenuta meglio, la città più in ordine, purtroppo vuota come tutte le altre, quello sì. E proprio sulle iniziative legate alla rivitalizzazione della città durante la settimana, dal lunedì al venerdì, quando non ci sono gitanti e turisti, insistono i commercianti. Portare sicuramente prima di tutto più residenti in città e in secondo luogo comunque a portare la gente a venire a consumare dal lunedì al venerdì, ovvero in quei giorni in cui si può garantire la sussistenza dell'attività. Portare la gente a tornare a vivere la città durante la settimana, poi incentivare di nuovo i commercianti a investire nei centri storici, tra cui anche Treviso.